Dare la possibilità ad alcuni soggetti, come ad esempio i consorzi stessi, i comuni, le Proloco o altri che andremo a individuare, ad esempio a Belluno potrebbe essere questa aggregazione di comuni che si riconoscono all'interno del BIM, la possibilità di gestire in nome e per conto della regione gli uffici di informazione turistica. La bomba è sganciata e all'orizzonte rischia di profilarsi la guerra. Il nuovo assetto degli uffici di informazione turistica, gli IAT, prevede che questi tornino in capo alla regione, che è già pronta a affidarli agli enti sul territorio, comuni, consorzi turistici, Proloco. Ma meno gestori ci sono, meno frammentazione e disorganizzazione c'è. Ecco quindi l'idea di affidarli al consorzio BIM Piave, una realtà quasi perfettamente aderente al territorio provinciale. Tutto bene se non fosse che il consorzio è da tempo nel mirino dei critici. Un carrozzone che vuole sostituirsi all'ente provincia per fare gli interessi di pochi, aveva tuonato alcuni giorni fa il sindaco di Forno di Zoldo Camillo De Pellegrin. Il passaggio di quello che fino a poco tempo fa era competenza della provincia al consorzio, pur passando per la regione, non mancherà di scatenare polemiche. Il presidente di BIM Piave, da politico navigato, grissa sull'idea di Finozzi, oggi in visita alla sede di via Magi Simonetti. Si è parlato semplicemente della possibilità di applicare i sistemi informativi di cui i comuni bellunesi dispongono, applicarli anche, con un piccolo sforzo, alle possibilità del turismo, insomma. Questo è stato l'oggetto, poi si è parlato di tante cose, è chiaro che ci sono molte evoluzioni della normativa regionale in corso, ma niente di che. Se l'idea di Finozzi diventerà realtà, lo dirà solo il tempo e le polemiche politiche. Intanto la riforma degli IAT va avanti e da semplici punti di informazione sul territorio sono destinati a diventare luoghi dove ottenere aiuto, ma anche acquistare beni e servizi, in un unico grande sistema che coinvolge tutta la regione. All'interno di questi uffici si potrà vendere una camera, vendere uno spettacolo, dare informazioni a Cortina di qualcosa che succede a Verona e viceversa. Quindi una rete di informazioni che potranno essere gestite e fornite al turista in tempo reale in qualsiasi punto del Veneto.